Amici di Sportisi, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Favazza di Terrasini per commentare la gara tra Cinisi e Monreale, partita valida per il campionato regionale juniores under 19 girone B, con la squadra di mister Di Gaetano che cerca quello che sarebbe il terzo successo consecutivo, considerando le ultime due vittorie, ovvero sia quella ottenuta nell'ultima gara del 2022 sul campo del Partinico Audace e quella invece ottenuta nella prima partita del 2023 contro l'altra squadra partinicese, ovvero sia il Don Bosco Partinico, in quel caso due vittorie nette, anche per spazzare via gli ultimi risultati non esaltanti per una squadra che nelle prime 7 giornate ha viaggiato a punteggio pieno. Un paio di scivoloni inattesi, compresa la prima sconfitta contro la Parmobal sul campo del Francolò Monaco. Poi la squadra bianco-blu è tornata a marciare come aveva abituato nelle gare precedenti, di fronte formazione guidata da mister Rossetti Menotti, che si prepara a cercare un risultato importante per rilanciarsi, per un piazzamento migliore in vista della seconda parte della stagione. Ricordiamo che questo è il turno in cui di fatto si chiude la prima metà della stagione. Intanto comincia la partita col primo pallone gestito proprio dal Cinisi. Andiamo con la lettura delle formazioni. Cinisi che gioca con Palazzolo in porta, poi in ordine numerico col 3 Arca di Pane, col 4 Cappello, col 5 Vassallo, col 6 Imperato, col 7 Oliveri, con l'8 Vitale, col 9 Serio, col 10 Cucinella, con l'11 Innocenzo Oliveri, con il numero 7 invece c'è Diego Oliveri, infine con il numero 2 Failla. Primo pallone giocato proprio dalla formazione di casa, breve anche la lettura della formazione del Monreale, con questa palla che finisce però ben al di là dei pali difesi dal portiere del Monreale, che anche oggi è Cannella. Poi con il 2 Daniello, con il 3 Giaimo che prova a spingere adesso sulla sinistra, viene fermato in fallo laterale, con il numero 4 Carlino, numero 5 Davì, numero 6 Francesco Parlato, numero 7 Follari, numero 8 Randazzo, numero 9 Costantino, numero 10 Stefano Parlato, numero 11 Uzzo, che dunque torna dopo aver saltato l'ultima gara, quella vinta nettamente contro il Don Bosco Partinico. Qui tentativo, una palla che si perde abbondantemente fuori. Intanto palla subito recuperata, servizio in avanti a cercare Uzzo, che viene però anticipato in uscita dal portiere Palazzolo. Gioca il pallone dalle retrovie il Monreale, palla lunga però intercettata a centrocampo dalla numero 6 maglia biancorossa Imperato, poi recupera Follari, il quale palleggia anche in maniera elegante per gestire questo pallone. Attenzione alla palla in mezzo, a cercare l'inserimento da parte di Diego Oliveri, l'uscita di Cannella. A salire i compagni. Poi l'intervento sull'avanzata da parte di Stefano Parlato. Pallone rimesso in gioco dal Monreale, con la ripartenza dalle retrovie, in particolare da Daniello,
che va dall'altra parte su Jaimo. Lancio in avanti per la corsa di Randazzo, viene avanti a dare una mano Stefano Palla, dopo ancora Randazzo che vince un duello. Uscita da parte di Palazzolo. Qui la palla già recuperata con Follari che però non riesce a giocarla, l'intervento da parte di Vitale. E poi il recupero con il servizio in profondità per la corsa di Uzzo, quale non arriva. Dunque si riparte con il Cinisi che cerca di ripartire. La giocata dalle retrovie, poi l'appoggio a Failla, servizio lungolina per la giocata di Diego Oliveri che va a scambiare con Serio, ancora il numero 7 che si incuna in aria, taglia fuori perfetto da parte di Francesco Parlato, neanche protesta qui Oliveri, poi Randazzo cerca di uscire, c'è forse un tocco con la mano involontario, poi conclusione velenosa sulla quale Cannella riesce a intervenire, il tiro da parte di Mirko Serio, numero 9 della squadra di Menotti. Poi ecco questa palla lunga, il controllo, poi prova a lottare senza successo Costantino, l'arbitro fischia contro il numero 9 del Monreale. Diego Oliveri cerca la giocata per vie centrali, poi lo scarico indietro, apre Imperato ad appoggiare su Cappello, poi la scivolata perfetta da parte di Daniello. Occhio a questa palla all'altra parte per Diego Oliveri, il quale calcia male col destro e va di mezzo tra un tiro e un cross, si perde comunque sopra la traversa. Randazzo di prima su Carlino che a sua volta la alza di prima intenzione verso Follari, cerca di avanzare il numero 7, nuovamente impiegato da esterno a destra, qui il velo di Costantino per consentire la corsa di Uzzo, buon tagliafuori da parte di Failla per l'uscita comoda da parte di Giacomo Palazzolo. Rilancio lungo, Follari di testa per Carlino, il quale può metterla giù. Carlino con la palla in profondità per Uzzo, il quale questa volta controlla, non riesce però a completare la giocata in avanti. Allora Palazzolo può nuovamente raccogliere, può nuovamente lanciare in avanti. Daniello qui anticipato da Cucinella, lo scambio, ancora Cucinella che prova a puntare, cerca di scucchiaiare in avanti, l'anticipo su Serio, direttore di gara che non ravvisa irregolarità e allora prova quantomeno a ripartire il Monreale ma non riesce la giocata. E palla che si perde oltre la linea di fondo, anzi la linea laterale, poi Follari rimette ancora fuori Serio con la sponda che non funziona, allora Uzzo appoggia a Carlino che sfoga a sinistra su Randazzo, lancio in avanti, Uzzo cerca la giocata su Costantino, ha capito tutto però Vassallo quale mette fuori, consente la ripartenza dei suoi compagni, poi servizio in area per Diego Oliveri che controlla l'uscita da parte di Cannella e l'arbitro assegna calcio d'angolo. Oliveri che con questo movimento tra le linee mette in difficoltà la difesa del Monreale. C'è voluta l'uscita da parte di Antonino Cannella a evitare guai ai suoi. Occhio al calcio d'angolo, il primo della partita per il piede destro di Matteo Imperato, la palla scodellata in aria, colpo di testa di Daniello che anticipa anche il suo portiere, secondo corner consecutivo, che ha rischiato enormemente il Monreale su questa palla che adesso Imperato rimetterà al centro, questa volta secondo palo, questa volta Cannella è solo, può staccare e può subito mettere in movimento i compagni, anche se qui Uzzo viene preso leggermente in controtempo, riesce comunque a controllare. Sempre Uzzo fa disporre i compagni, poi il tocco sbagliato, interviene Imperato su questo passaggio, tocco indietro, poi servizio per
Failla che può andare a destra, il suo cross, colpo di testa a mettere fuori da parte di Francesco Parlato. Poi Uzzo, Carlino allarga su Follari, la palla prende velocità dopo il contatto col terreno di gioco che nonostante le forti piogge ha tenuto magnificamente. D'altronde uno dei vantaggi dei terreni di gioco in erba sintetica è proprio questo. Qui intanto bene in chiusura Francesco Parlato sulla pressione di Serio, che guadagna calcio d'angolo, il terzo per il Cinisi, che sta giocando senza dubbio con coraggio, senza dubbio con buon piglio contro un Monreale che forse deve ancora prendere le misure all'avversario. Va ancora Imperato a battere, questa volta traiettoria uscire, la scodella col collo, colpo di testa da parte di Failla, abbondantemente fuori. Comunque si spegne questo nuovo tentativo da palla inattiva per il Cinisi. Francesco Parlato, lungo, colpo di testa proprio da parte di Failla, poi Imperato mette giù, scarico su Arcadipane, indietro direttamente a Palazzolo che la apre di prima intenzione, ancora su Failla, stop e lancio lungo a cercare Serio, scavalcato dal pallone però il 9, a buon gioco allora Francesco Parlato, poi Carlino, Davì, Follari per Carlino, c'è il pressing da parte di Imperato, allora Carlino si rifugia ancora da Davì, a sua volta indietro su Cannella. Carlino larga su Davì, molto alti i terzini del Monreale su questa giocata, anche per creare spazi, oltre che per creare superiorità numerica anche sulle corsie laterali. Qui c'è il colpo di testa di Arcadipane in fallo laterale, con il Monreale che cerca di ripresentarsi. Tanto Costantino fermato in fallo laterale dall'intervento di Vassallo. Con le mani Daniello prova a girarla Stefano Parlato verso l'area di rigore, l'anticipo di Arcadipane anche sul suo portiere, e primo calcio d'angolo della partita per la squadra oggi guidata da Marco Parlato, assente mister Di Gaetano, e l'angolo affidato al piede destro di Stefano Parlato. La palla nel mucchio, Imperato, forse col petto, forse col braccio, tutto ok per l'arbitro. Dall'altra parte Innocenzo Oliveri, fermato dall'intervento da parte di Francesco Parlato, poi prova ad uscire, lo fa molto bene. Palla a terra il Cinisi, col servizio poi sulla sinistra, Davì attende l'avversario, cerca di fermarlo. Poi il servizio in area, Serio, fermato. Poi pallone ancora buono per il Cinisi, con lo scarico per la conclusione di Cucinella, che esce male dal suo destro. Guadagna comunque fallo laterale. La rimessa Imperato, lo scambio con Cappello, poi ancora Imperato. L'intervento poi da parte di Carlino che recupera, c'è lo scontro poi con Uzzo. Fallo commesso dal numero 2 Failla. Qui recupera bene il pallone Uzzo, può servire sulla corsa Costantino. Costantino cerca di calciare, la palla si perde fuori, non di molto. Ci ha provato Alessio Costantino in gol, un gol anche liberatorio quasi contro il Don Bosco Partinico. Ci ha provato per tutta la partita il numero 9 del Monreale, alla fine ce l'ha fatta nei minuti finali a mettere il suo sigillo. Avanza Failla, il tocco centrale per Capitan Cappello che la gira su Imperato, l'avanzata col tocco largo a sinistra su Vitale, poi Serio, ancora Vitale, ricomincia da Arcadipane, nuovamente Vitale, pressato da Stefano Parlato che gli mette fuori la palla, rimessa per il Monreale. Squadre tra l'altro anche abbastanza corte in termini di rincalzi a gara in corso, per loro
breve quando elencherò le due panchine alla prima occasione utile come questa, con il Cinisi che porta in panchina Maniaci, Titone, Randazzo, Vitale e Piastra. D'altra parte in panchina Bonpasso, Cristofalo, Barcellona, Greco, Seidita, Gulino e De Cofano. La panchina un po' più nutrita per il Monreale rispetto a quella dei padroni di casa. Padroni di casa che attaccano con Imperato, la palla in avanti, facile per Cannella, il quale va subito a rilanciare con le mani verso Stefano Parlato, anticipato da Vitale. Poi il tocco adesso per il numero 8, fermato, palla in fallo laterale sul contrasto vinto da Daniello. Con le mani proprio Vitale, poi forse sbilanciato. Tocca adesso per Serio che può sprintare a sinistra, fermato da Follari. Poi Randazzo, il rimpallo favorisce ancora il Monreale con Uzzo che prova a partire. Uzzo resiste alla carica, può avanzare Uzzo, Cappello lo insegue, Uzzo al limite, va con il destro, tiro debole ma molto angolato, deve distendersi Palazzolo in calcio d'angolo. Sembrava un tiro con pochissime pretese, quello scoccato da Vittorio Uzzo. Alla fine però la palla stava per insaccarsi all'angolino. Intervento in calcio d'angolo di Palazzolo, secondo corner della partita per il Cinisi, con la battuta di Parlato sul primo palo, solo maglie rosse. Ancora Parlato, scodella lento sul secondo palo, smanaccia Palazzolo e poi completa il disimpegno il Cinisi che prova a ripartire adesso con Serio. Serio riesce ad evitare l'intervento dell'avversario, poi buca Davi. Allora la palla è buona dall'altra parte, torna a disposizione di Serio. Serio a tu per tu con Cannella che gli copre lo specchio. Serio col pallonetto e poi c'è il gol realizzato da Oliveri. Il gol di Serio probabilmente l'ha toccata Oliveri, ma conta poco ai fini del punteggio che cambia in favore del Cinisi. Qui ripartenza favorita anche da un paio di errori in disimpegno da parte del Monreale. Fatto sta che al 18° minuto è cambiato il punteggio qui a Terrasini ed avanti la squadra di casa. Riprende il gioco qui al Favazza, è cambiato come ho detto il punteggio quasi un minuto fa. Gol che assegniamo a Serio non sapendo se c'è stato il tocco sul secondo palo da parte di Innocenzo Oliveri, che adesso prova a puntare sulla sinistra, salta Daniello, ancora Oliveri che mette al centro il pallone, Vitale con l'inserimento, chiude Daniello con la diagonale, poi colpo di testa da parte ancora di Cappello, poi sbaglia la giocata Failla, non riesce, poi nel colpo di testa Costantino. Arca di Pan, qui controllo sbagliato, poi però riesce in qualche modo il Cinisi a recuperare palla, sarà fallo laterale per la squadra di Menotti. Qui palleggia dalle retrovie il Cinisi con l'avanzata del numero 5 Vassallo, poi Failla, la scivolata da parte di Randazzo, fallo laterale per gli uomini in maglia rossa. Imperato mette giù, sventaglia, colpo di testa da parte di Francesco Parlato, poi ancora attacco vivo per il Cinisi con il palleggio da parte di Cucinella, la chiusura ai danni di Serio. Follari prova ad uscire, palla al piede, Stefano Parlato mette giù e punta. Parlato però costretto a tornare sui passi. Follari resiste alla prima carica, ancora il numero 7 che avanza, sempre Follari, tocco per Costantino, posizione giudicata regolare, Costantino sul fondo, la finta, per la palla sul sinistro, il cross sul secondo palo, colpo di testa di Failla, poi cerca la rovesciata Follari, per poco non diventa buona per Randazzo, ma è comunque fallo laterale per il Cinisi.
primi cenni di reazione da parte del Monreale. Vassallo, la palla allargata su Vitale. Cucinella col tocco di prima su Innocenzo Oliveri. Scambio ancora tra il 10 e l'11, questa volta fuori misura, si scusa Cucinella. E palla nuovamente a disposizione del Monreale, anche se qui c'è l'ottimo anticipo da parte di Vitale. Calcia male anche Carlino, un po' di confusione in campo in casa bianco-blu quando sono scaduti i primi 20 minuti. E Arca di Pane va alla rimessa laterale su Imperato. Ricomincia addirittura dal suo portiere Palazzolo, che gioca subito a destra su Failla. Failla passa per via centrale un pallone che arriva in maniera anche abbastanza misteriosa a Cucinella, il quale carica, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio. Poi la palla di Stefano Parlato per la corsa di Randazzo, cerca di dribblare, viene fermato. Stefano Parlato, ingresso in area, vince il primo rimpallo, poi riesce in spaccato a servire i compagni, ottima chiusura. Poi ancora pallone recuperato al Monreale, Randazzo, zona tiro per lui! Randazzo con un tiro velenoso che si insacca all'angolino, parte ancora una volta in ritardo Palazzolo. Pareggio del Monreale a ridosso della metà del primo tempo. La rete vincente di Samuele Randazzo, 1-1. Dai ragazzi, dai! Tiro, come detto, non potentissimo, quasi come quello di Uzzo di qualche minuto fa. Questa volta è partito in ritardo e non è soprattutto arrivato al tocco con i guantoni Palazzolo. Calma raga, calma! Allora Monreale che raddrizza subito la situazione dopo neanche 5 minuti dal gol di Serio. Qui intanto rischia qualcosa il Cinisi. Rimessa per il Monreale, chiede spiegazioni Failla. In ogni caso la palla è degli uomini in maglia bianco-blu con Stefano Parlato. Lo scambio con Randazzo che non si chiude, poi il fallo dell'autore del gol del pareggio su Imperato. Calcio di punizione, siamo a metà esatta del primo tempo. Parziale parla chiaro, 1-1. Imperato ricomincia dal numero 5 Vassallo, poi la palla di Vitale, Innocenzo Oliveri fa passare, controlla Serio che viene però fermato. Vita dura per Serio quando gioca a spalla alla porta contro Davì, che riesce a tenere bene la posizione. Attenzione a Stefano Parlato dall'altra parte, la palla fiondata in aria su Uzzo, non controlla qui Palazzolo, prova ad arrivare e in qualche modo arriva Giaimo, ma riesce a mettere i guantoni sul pallone Palazzolo, che ancora una volta si rivela non perfetto. Potrebbe diventare anche un mirino perfetto per i suoi avversari. Qui intanto Folleri riesce a mettere in mezzo Uzzo con la porta vuota, si oppone Failla a corpo morto a negare il 2-1, a negare il sorpasso al Monreale. Poi la palla forse rimane in campo o no? Rimessa. Qui aveva praticamente la porta spalancata. Uzzo ha colpito il numero 2 in maglia rossa, che ha messo il pallone in lontano dalla porta. Qui intanto fallo laterale per il Cinisi, proprio davanti alla panchina dei padroni di casa, con Vitale che va a lungo. Colpo di testa di Daniello, ultimo tocco proprio del numero 2, non c'è stato rimpallo. Era blu, antidro! Colpo di testa di Follari. Poi Stefano Parlato si gira dal lato in cui lo contrasta Cucinella. Rimessa per il Monreale, ci ha provato il numero 10 a rubacchiarla questa rimessa, non ci è riuscito. Costantino prova ad evitare Imperato, in qualche modo ci riesce, poi c'è la chiusura, ma ancora Cinisi che avanza. Vitale, Imperato, serie di rimpalli, mette tutti d'accordo Follari, poi Daniello,
Scambio con Costantino che si calcia il pallone addosso, consentendo il recupero ancora a Cinisi con Innocenzo Oliveri. Poi rimedia al suo stesso errore Costantino. Cattivo controllo da parte di Daniello e Cinisi che torna in possesso con Cucinella. Prova a convergere il 10. Imperato ancora da Cucinella. Scambio prolungato tra i due. Uscita di Cannella che slitta sul terreno di gioco bagnato e anticipa tutti. Stefano Parlato sulla corsa di Costantino che però lontano dalla porta, circondato da 3 maglie avversarie, prova a liberarsi di Vassallo che però lo chiude in maniera perfetta. Cucinella sventagliata verso Serio, la palla prende velocità dopo il contatto con il terreno, riesce comunque Francesco Parlato a liberare e anche a consentire a Gemo di ripartire. C'è un contatto che l'arbitro non ravvisa irregolare e allora l'avanzata ancora con l'entrata dura, irregolare di Francesco Parlato su Diego Oliveri. Calcio di punizione e giallo per il numero 6 del Monreale. Qui Cannella chiede a gran voce 5 uomini in barriera. Sul pallone c'è Cucinella, si è avvicinato anche Arcadipane, ma la sensazione è che andrà il numero 10 alla battuta di questo calcio di punizione col destro. Arrivano i 5 uomini per la barriera di Cannella, subito accontentato, vuole proteggere soprattutto il secondo palo o comunque il cuore della porta. Cannella, vedendo comunque partire la palla scoccata dal destro di Cucinella, c'è il fischio dell'arbitro, la battuta di Cucinella e questo è un gran gol da parte del numero 10 del Cinisi, che approfitta forse anche di un primo palo eccessivamente scoperto da parte di Cannella e dunque il gol del 2-1. Torna avanti la squadra di Menotti, minuto 27. Bella esecuzione da parte del numero 10 in maglia biancorossa, ferma restando a disposizione, a mio parere non perfetta, della barriera. Primo palo quasi totalmente scoperto, ciò non toglie il bel calcio da parte del numero 10 della squadra di casa, che dunque torna avanti mentre appare anche il sole su Terrasini. Il Monreale torna in avanti con un fallo laterale conquistato da Stefano Parlato ed eseguito da Giaimo. Colpo di testa di Imperato, poi perfeziona il disimpegno Cappello che prova ad armare la corsa di Diego Oliveri, quale prova a raggiungere Francesco Parlato. Alleggerimento a Cannella, servizio per Daniello che però è spalle alla porta avversaria, non controlla bene e si perde oltre la linea laterale questo pallone, con Marco Parlato che dalla panchina prova ad animare un po' i suoi giocatori. Qui cerca la giocata sulla sinistra Innocenzo Oliveri, non gli riesce. Allora palla in fallo laterale, questa volta per il Monreale, questa volta per le mani di Daniello che va a lungo, c'è la spinta su Stefano Parlato, guadagna qualche metro e può giocare al piede questa volta la squadra ospite. Con la battuta di Follari, Uzzo non riesce a indirizzare verso i compagni, allora prova ad uscire, palla al piede Diego Oliveri. Imperato, contrastato da Follari, riesce a farla passare ma arriva a dare una mano ai compagni Stefano Parlato. La tocca a destra su Daniello, cercata la corsa di Follari, poi prova a proteggere l'uscita del suo portiere, ci riesce Arcadipane. Riparte al piccolo trotto Imperato, forse anche per vedere le condizioni del numero 7 avversario, poi sbaglia il tocco per Cucinella, recupera Daniello, lancia in avanti, è fuori gioco Follari, non lo è però Carlino che prova a correre,
Arcadipane si complica un po' la vita, alla fine mette in calcio d'angolo, pareggia intanto il conto dei corner. Il Monreale 3 pari, in attesa e con la speranza anche di pareggiare anche lo score che vedete. Quello che vede il Cinisi avanti 2-1 quando sta per scadere anche la mezz'ora di gioco. C'è la battuta questa volta di Uzzo, sempre con effetto a uscire col destro. Palla tesa col primo palo, allontana Imperato e palla che finisce direttamente in fallo laterale davanti alla panchina dei locali. Controllo a seguire di Follari che riesce a tenere il pallone in campo. Sempre Follari, va sul fondo il 7, questa volta però se la allunga troppo e la sfera si perde oltre la linea di fondo. Sarà rinvio con i piedi per Palazzolo. Un po' di confusione per il direttore di gara, perché Palazzolo aveva messo giù il pallone per riprendere dal fondo, poi ha ripreso la palla quando l'arbitro non ha avvisato nulla. Fatto sta che ha commesso un'irregolarità, l'arbitro non se ne è accorto. Tornando in cronaca, recupera dall'altra parte Cannella. Rinvio di Cannella, non riesce nel colpo di testa Vassallo, poi arriva Costantino a dargli fastidio, l'arbitro fischia contro il numero 9 del Monreale. Punizione Cinisi. Battuta lunga di Palazzolo, colpo di testa di Carlino che però trova solo maglie rosse, in particolare quella di Diego Oliveri che lascia scorrere. In fallo laterale Imperato. Due volte con le mani e non gli picchia il fallo. Fa il scodella in avanti, anticipa tutti Francesco Parlato, palla ricacciata indietro direttamente dalle parti di Palazzolo che serve subito Vassallo. L'avanzata e il lancio da parte di Arcadipane, colpo di testa di Davì dalle parti di Carlino. Randazzo prova a far correre Jaimo che insegue il pallone, non lo raggiunge per l'intervento di Diego Oliveri. Poi la palla ancora per vie centrali con il servizio adesso per Serio sul lato corto dell'area, propone il cross troppo lungo e troppo forte con il suo destro, chiede scusa ai compagni il numero 9, al quale continuava a intestare la paternità dell'1-0. Non c'è, ripeto, la certezza del tocco di Innocenzo Oliveri sulla linea. Allora Cannella può andare al rinvio da fondo campo, non raggiunge il pallone Cucinella, poi aiutato da Imperato. C'è Follari però a recuperare il pallone per il Monreale. Carlino, Randazzo, avanza Randazzo, prende in controtempo Uzzo che prova a tornare sul pallone ma Imperato lo anticipa. Sempre Imperato, serie di finte, pallone incollato al piede, poi rischia qualcosa, interviene in scivolata Randazzo, recupera però ancora il pallone il Cinisi che sembra avere qualcosa in più sul piano del ritmo. Poi Carlino fallo di Carlino secondo l'arbitro su Diego Oliveri. Poi nella ricaduta ha subito anche un colpo alla testa Carlino.
E calcio di punizione dunque per il Cinisi. C'è il fischio. Cucinella, il tocco per Imperato è troppo lungo, prova ad arrivare Serio, che la palla la tiene in campo. Poi non riesce nella giocata. Carlino, che nel frattempo è tornato in campo, tutto ok per lui. Il servizio per Stefano Parlato, che prova ad uscire palla al piede, sbaglia però il controllo. Imperato cerca di far correre Diego Oliveri, fuori gioco. Fuori gioco fischiato contro Diego Oliveri. Qualche dubbio su questa chiamata, anche perché forse Daniello teneva tutti in gioco. La battuta di questo calcio di punizione affidata a Cannella, colpo di testa di Imperato, poi quello di Vitale. Alla sfera ce l'ha il Monreale che può ripartire. Jaimo. E la palla che si perde. Qui Follari fermato. Palla messa fuori da Serio. Dai, gioca. Dai, fermato, giù. Batti, devi battere, gliela dai. Dagliela loro, Vitto. Dai, la vittoria, gliela Vitto. Ecco, te la sta dando! Di nuovo! Qui Stefano Parlato, un po' di incomprensioni tra giocatori in campo. Follari, colpito in pieno Vassallo, l'uscita da parte di Palazzolo. Palazzolo che può andare al rinvio. Palla sorvola il centrocampo, Follari prova ad arrivare, Vitale in anticipo, tocca comunque il numero 7 avversario secondo il direttore di gara. Ma non l'ha preso con la schiena. La rimessa per il Cinisi col pallone che arriva dalle parti di Daniello, poi Imperato, tocco per Arcadipane, poi Cucinella, la gira subito su Innocenzo Oliveri. Se la porta fuori il numero 11, sì, l'ultimo tocco è il suo. Stefano Parlato. Poi a voto Carlino, consente il recupero a Cappello. Imperato viene a prendere il pallone quasi da terzino, poi dribbla su Follari, scambia con Vitale, riesce anche a cambiare il gioco e a trovare Failla. Ottima partita fin qui da parte del regista del Cinisi. Poi la palla in avanti verso Serio, ora di rigore. Serio costretto a tornare sui propri passi, sempre Serio, affrontato e fermato. La rimessa è per il Monreale. Tra le proteste il numero 9 del Cinisi. La rimessa in avanti, il controllo di Failla. Follari, Davi vede il movimento di Uzzo, prova a servirlo, a vuoto anche Costantino, poi corre Jaimo a mettere in difficoltà l'avversario. Palazzolo rischia qualcosa, poi è costretto a intervenire, scivolata Vassallo. Brividi per la difesa del Cinisi, che concede il quarto calcio d'angolo agli avversari. Qui l'insistenza di Jaimo stava per produrre qualcosa di buono per il Monreale, che ha comunque un corner con Parlato, effettua a rientrare col destro. La battuta secondo palo, colpo di testa da parte di Francesco Parlato sul fondo. Però la sensazione è che se il Monreale attaccasse con un po' più di insistenza, un po' più di anche di pressione negli ultimi 20-30 metri avversari, la sensazione è che la difesa del Cinisi non dorma sonni tranquilli.
Tanto Davi ancora a sventagliare lungo, arca di pane, la fa rimbalzare e sbaglia perché Costantino lo anticipa. Poi ancora Costantino al duello con Vassallo, l'entrata da dietro, calcio di punizione per il Monreale. Sul pallone, come sempre, Stefano Parlato che chiede all'arbitro il rispetto della distanza della barriera. Sono 2 per Palazzolo. In area nel Monreale 5 elementi. Calcio di punizione, il fischio. Stefano Parlato in mezzo, colpo di testa di Uzzo. Palla fuori, già si disperava Uzzo dopo aver colpito, consapevole di averla presa con la parte alta della testa e non con la fronte, quindi senza indirizzarla bene. Ma Monreale ancora pericoloso, questa volta su palla inattiva, a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Cucinella, il tempo di stoppare e servire Imperato che alleggerisce a Failla. Lancio lungo, serio, cerca di dribblare e ci riesce su Jaimo, poi conclusione direttamente fuori, la respinta di Francesco Parlato che poi invita ad una maggiore aggressività i suoi compagni. Qui scambio tra Serio e Failla, con quest'ultimo che prova ad andare sul fondo, lo ferma Randazzo, altra rimessa, una specie di corner con le mani per il Cinisi, sempre con Failla che va dentro, la gira Serio, colpo di testa poi a mettere fuori da parte di Francesco Parlato, e allora l'avanzata da parte di Uzzo, scambio con Carlino, ancora Uzzo che può avanzare, il dribbling di Uzzo, torna Failla, Uzzo tiene il pallone, prova a servire Parlato che però non arriva, e poi rimessa Monreale con Vitale un po' troppo morbido in questo caso, con le mani Jaimo, di tacco Stefano Parlato, Uzzo anticipato ma svirgola Failla, Diego Oliveri la tiene in campo, poi Jaimo di testa dove c'è Imperato. Siamo morti qua, non pensiamo, siamo uniti già la vecchia di Failla fa avanzare il 2 del Cinisi, poi alleggerimento su Palazzolo, battuta lunga che trova Francesco Parlato, Davi preso in controtempo riesce a anticipare Cucinella, colpo di testa all'indietro di Cappello dalle parti di Vassallo che la gira su Diego Oliveri, qui troppo facile il disimpegno, arriva Randazzo, Diego Oliveri pressato da Randazzo, poi serie di rimpalli, rimessa Monreale, con le mani Jaimo, anticipo di Costantino su Vassallo, poi Randazzo per Stefano Parlato in fuorigioco, evidente il fuorigioco del numero 10. Vassallo che serve Failla, poi torna da Palazzolo, alza un po' il pressing il Monreale, Failla fermato da Uzzo che prova ad andare in ripartenza, Uzzo ingresso in area, Uzzo la sterzata, il destro esce male dal piede del numero 11 che aveva la possibilità anche di servire i compagni. Può andare dal fondo Palazzolo che gioca corto, ha rischiato ancora una volta in uscita il Cinisi.
Qui Davi in anticipo, poi la palla giocata ad Arca di Pane, ancora ad Aniello, poi Uzzo resiste ad una carica, sempre Uzzo, area di rigore, Costantino la mette al centro, c'è la deviazione di Arca di Pane, calcio d'angolo. Quinto corner in chiusura di primo tempo per il Monreale, al quale è bastato girare leggermente, aprire leggermente la manopola del gas e dare un paio di accelerate pericolose. Occhio alla battuta di Stefano Parlato, morbido sul secondo palo, scavalcati tutti. Diego Oliveri, serio, lancio in avanti a cercare Innocenzo Oliveri che corre. Francesco Parlato per in anticipo, non bada ai Fronzoli, mette in fallo laterale. Direttore di gara che inizia a guardare il suo cronometro. Nel caso si batte questo fallo laterale con Arca di Pane, colpo di testa di Follari, poi Imperato. Vitale sbaglia il tocco, prova a ripartire il Monreale con Stefano Parlato, tocco in avanti di Follari, chiude però ancora una volta Imperato. Palazzolo, Imperato, scambia con Vitale, un minuto di recupero. Follari riesce a guadagnare campo, Follari ingresso in area, mette al centro, questa volta bene Palazzolo, poi il randazzo, Palazzolo, la palla rimane lì, Costantino, il terzo tentativo è quello buono, è quello che porta il Monreale a pareggiare 2-2 proprio in chiusura di primo tempo. La firma di Alessio Costantino dopo un paio di interventi importanti da parte di Palazzolo, e poi la rete del 2-2 a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Ci ha creduto Follari su quella palla che andava verso la linea laterale, poi ci ha creduto Uzzo sulla respinta e infine ci ha creduto Costantino per il gol che manda le squadre a riposo sul 2-2. Due volte in vantaggio il Cinisi, prima con Serio, poi con la bella punizione di Cucinella. Due volte ha rimontato il Monreale, momentaneo 1-1 di Randazzo, e l'attuale definitivo 2-2 firmato pochi secondi fa da Costantino. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa restando in diretta dal Favazza di Terrasini, poi secondo tempo di Cinisi Monreale.
nuovo in diretta per il secondo tempo di Cinisi Monreale, gara valida per il girone B del campionato regionale juniores under 19. Il primo tempo, come vedete dalla sovraimpressione, si è concluso sul punteggio di 2-2. Come vedete anche in sovraimpressione il nostro invito a seguire Sportisili sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, oltre al canale di TikTok e anche ovviamente al canale YouTube, da dove vi stiamo trasmettendo questa partita. C'è già un cambio per il Monreale con l'ingresso in campo di Seidita al posto di Francesco Parlato. Tempo che sta per prendere il via a breve la lettura allora delle nuove formazioni dopo questa sostituzione in casa Monreale. Secondo tempo che inizia in questo istante. Pallone che era uscito, quindi pallone che viene messo fuori. Intanto attenzione all'avanzata tentata da Costantino, ma l'arbitro fischia un calcio di punizione contro il Monreale. Calcio di punizione, piccolo problema con il cronometro, vi aggiorneremo in particolare sul minutaggio. Ovviamente il punteggio lo vedete in sovraimpressione di 2-2 in virtù dei gol realizzati. Quindi intanto attenzione a questa palla da Cannella, gol realizzati per il Cinisi da Serio e da Cucinella, mentre per il Monreale hanno segnato prima Randazzo e poi Costantino, che ha posto per il momento il sigillo sul risultato. Recupera palla proprio Costantino, che può avanzare, c'è l'inserimento tentato da Seidita, l'anticipo poi Stefano Parlato, il tocco largo per Randazzo al limite, dribbla, calcia la palla sul palo, poi diventa buona per Stefano Parlato, che non inquadra la porta. Doppia enorme occasione per il Monreale e palla che si è persa fuori. Riparte dal fondo il Cinisi, che ha rischiato, provvidenziale il tocco di Palazzolo sul tiro di Randazzo, la deviazione sul palo del portiere di casa, poi il gol mangiato da Stefano Parlato. Sembrava ci sia stata una deviazione, così non è. Poi Costantino intercetta il passaggio di Imperato, prova ad alzare il pressing adesso la squadra guidata solitamente da mister Di Gaetano, già assente. C'è il suo assistente storico Marco Parlato a dargli una mano oggi nella gestione del gruppo. Colpo di testa di Stefano Parlato, poi Carlino la gioca in avanti su Seidita, colpo di testa a mettere fuori, poi il break di Randazzo, Seidita prova a intervenire e poi Costantino col sinistro non trova la porta. Altra occasione da gol per il Monreale, la seconda in 3 minuti di ripresa. Poi riesce a recuperare il pallone Follari, che va sul fondo, mette in mezzo, non riesce a dare forza al suo assist e palla che diventa buona ancora per Palazzolo. Imperato ha rischiato enormemente il Cinisi in questi primi 3 minuti e spicci di secondo tempo. Cucinella, tocco per l'avanzata di Vitale, che insegue poi il pallone, lo riesce a mettere anche al centro, c'è il controllo e poi riesce a liberare in qualche modo la difesa del Monreale. Poi la palla giocata in avanti verso Seidita, che sta giocando come riferimento avanzato accanto a Costantino. L'uscita da parte di Palazzolo. Qui attenzione alla palla recuperata da Stefano Parlato, è in area il 10, mette in mezzo, chiude ancora una volta Vassallo. Qui chiede scusa Palazzolo, ma ha rischiato di combinare la frittata. Occhio al calcio d'angolo, è il sesto per il Monreale, 3 ne ha battuti il Cinisi. La battuta di Stefano Parlato in mezzo, allontana Imperato
Poi l'aggancio di Follari che al limite dell'area. Follari prova a liberarsi, riesce a scaricare su Parlato. Il cross di Parlato sul secondo palo, non c'è nessuno. Era una bella palla quella del 10, che però non è riuscito a trovare compagni, un po' dormienti nella circostanza, soprattutto sul secondo palo. Fatto sta che si riparte da Palazzolo. Rinvio del numero 1 del Cinisi, di testa Carlino, e Palazzolo che in un certo senso si sta riscattando dopo un inizio di partita un po' balbettante. In occasione del 2-2 era stato bravo sia sul cross di Follari sia sul tap-in di Uzzo. Nulla ha poi potuto sulla giocata risolutiva, quella di Costantino, e poi questa parata sul palo, sul tiro di Randazzo, che di fatto rende forse col segno più la prestazione del portiere di casa. Tanto se ne sono andati 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Rimessa con le mani di Uzzo, colpo di testa di Imperato, poi insegue il pallone e lo raggiunge Seidita. Seidita fermato, poi Randazzo anticipato da Cucinella. Serio, scarico per Cucinella, fermato in maniera provvidenziale da Carlino. E allora Monreale che avanza con la conclusione tentata da Costantino. Palla fuori, ci ha provato Alessio Costantino, che chiede scusa anche a Follari, quale forse voleva il pallone, voleva andare a sgasare sulla destra. Vai loro a mollare. Davi, palla per Parlato che passa centralmente. Seidita prova a prolungare, non ci riesce, ma la palla ancora buona per lui. Uzzo, palla per Seidita che controlla, spalla alla porta, si gira, la finta, viene fermato per Randazzo. La palla servita a Carlino, arriva invece Costantino che prolunga col tacco per Follari. Follari in aria, viene chiuso ancora. Follari se la porta avanti, forse se la porta anche fuori. Fatto sta che la palla va in fallo laterale, rimane a terra Arca di Pane. Problemino per il numero 3 del Cinisi. Ne approfitto per ricordare le panchine. Ci sono Maniaci, Titone, Randazzo, Manuel Vitale e Piastra per il Cinisi. Dall'altra parte Bompasso, Cristofalo, Barcellona, Greco, Dulino e De Cofano. Con il Monreale che ha già seguito il cambio, l'ingresso di Seidita al posto di Francesco Parlato. Qui intanto Diego Oliveri, costretto a tornare sui suoi passi, va dal suo compagno Cappello, poi Cucinella, la piazza, bravo Cannella, e per la palla messa in fallo laterale, occasione dopo poco più di 7 minuti per il Cinisi, che poteva, ha cercato qui la conclusione di giustezza con il suo numero 10, con Cucinella, autore, ricordo, del secondo gol per i suoi in questa partita. Davi alza il campanile di testa Giaimo, poi altro colpo di testa in avanti, Serio controlla, spalla alla porta, cerca la sforbiciata, Cannella la blocca senza problemi, prova ad accelerare un po' i ritmi cercando compagni liberi. Cannella trova Randazzo, Costantino, la sponda per Uzzo. Uzzo passa per vie centrali, viene fermato dal secondo avversario, si tratta di Cappello, poi l'arbitro fischia contro il capitano del Cinisi. Rimasto a terra Vittorio Uzzo. Torno un po' a parlare in termini assolutamente positivi dello stadio Favazza di Terrasini, vera e propria perla rimessa a nuovo in
in comunione dal comune di Terrasini e dall'Arrenzolo Piccolo. Qui si sono giocate le fasi finali del Memorial Carmelo Buongiorno, che abbiamo trasmesso in diretta qui sul nostro canale YouTube. Qui intanto Smanaccia Palazzolo mette il pallone in fallo laterale. Tante cose, campo che è stato anche oggetto di una piccola opera di vandalismo sotto le feste dopo Capodanno. Per fortuna c'è stato l'intervento immediato per rimettere tutto a posto. Terreno di gioco che potrebbe tranquillamente, mentre qui intanto Daniello non riesce a inquadrare la porta, dicevo, terreno di gioco che potrebbe tranquillamente ospitare anche, chissà, gare di Serie D, essendo tranquillamente dotato della soglia minima dei 1000 posti a sedere per assicurare la disputa di partita del massimo campionato dilettantistico nazionale. Stesso discorso, molto simile per lo stadio comunale di Cinisi, qualche chilometro più vicino a Palermo. Lo stadio di... tanto quell'uscita di Cannella buona su Innocenzo Oliveri, dicevo, lo stadio non quello di Cinisi ma quello di Capaci, lo stadio comunale che è stato anche teatro di grandi partite negli anni 70 e anni 80, ma che da qualche anno è inutilizzato. Qui intanto rimessa per il Monreale con la chiusura di Vitale su Parlato. Follari può rimettere in gioco con le mani, arriva Costantino, la palla è per lui, prova a passare Imperato, palla piena, così come palla piena, Follari più avanti, Follari, il tocco per Costantino, vediamo se c'è la chiusura del triangolo, Costantino va da solo, poi appoggia a sinistra Peruzzo, Carlino guarda l'area, poi decide di defilarsi Carlino, cerca di mettere ordine all'attacco del Monreale che passa da Randazzo con il cross, palla lenta di testa Arcadipane. Poi Vitale, Innocenzo Oliveri fermato da Daniello che poi viene sgambettato. Calcio di punizione. Un po' di storie tese. Di storie tese tra Cucinella e Daniello. Nulo! L'arbitro riporta la calma. Di Parlato del calcio di punizione, allontana Imperato nonostante il salto a vuoto di Cucinella davanti a lui. Jaimo va a lungo, Costantino in fuorigioco. La battuta di testa da V, poi arriva Vitale, insegue il pallone, non lo tiene in campo. Per il momento tutto fermo sulle due panchine, non vogliono correre ripari né Marco Parlato né Menotti dall'altra parte. Carlini scambia con Parlato, c'è il movimento di Uzzo, cercato ma non trovato, poi Palazzolo col sinistro mezzo svirgolato, palla per Carlino che non trova compagni, poi riesce a recuperare il pallone, scivolata convinta e regolare di Vassallo. Cucinella per il compasso cerca Diego Oliveri, poi quasi si blocca sul terreno di gioco, favorisce l'intervento di Uzzo. Stefano Parlato con l'avanzata, c'è forse una spinta su Uzzo, a palla lontana si gioca Parlato, ingresso in area, Parlato cerca la palla dentro, interviene Arcadipane in anticipo su Seidita, fa la palla per Cucinella che offre a destra a Diego Oliveri, chiude Jaimo, fallo laterale.
per Failla. Scambio con Serio, che poi può anche crossarla al centro. Cannella la fa rimbalzare e la copre col corpo prima di andare all'intervento con le mani. 14 minuti trascorsi, sempre 2-2. Costantino, ci è parlato tutto libero a destra, lo vede con un attimo di ritardo, non riesce neanche a servirlo per l'ottima chiusura da parte di Vassallo, poi sbaglia il tocco imperato. Randazzo prolunga dove c'è Failla che calcia lontano. Daniello, controllo e poi lancio rasoterra su Parlato. Carlino, dribbling e poi passaggio in spaccata. Randazzo non arriva e ancora una volta spazza via il pallone la difesa del Cinisi. Davi, Carlino per Randazzo, lo trova, bella palla qui di Carlino. Poi Randazzo prova a liberarsi, forse subisce fallo ma l'arbitro lascia giocare. Uzzo, Costantino controlla la scivolata da dietro, poi l'arbitro ancora lascia correre. Parlato, prova a liberarsi, il calcione da parte di Innocenzo Oliveri, giallo per lui. Stesso punto in cui Parlato ha preso la punizione nel primo tempo e l'ammonizione nel primo tempo, e soprattutto stesso punto da cui ha colpito Cucinella nella prima frazione col gol del momentaneo 2-1. Vedremo se sarà altrettanto preciso il Monreale in questo calcio di punizione. L'altro numero 10 in campo a batterlo, ovvero sia Parlato. 16esimo, quasi allo scadere del secondo tempo. 4 uomini in barriera per Palazzolo. E Parlato che guarda la porta, cerca il buco per andare, chissà, a trovare il gol del primo vantaggio del Monreale nella partita. Fischia l'arbitro la battuta di Parlato che cerca il palo del portiere, lo cerca anche in maniera poco potente oltre che poco precisa, palla fuori. Tanto c'è un cambio. Sembrava esserci un cambio per il Cinisi, era pronto a bordo campo Maniaci che si è allontanato però dal punto della sostituzione. Allora l'arbitro lascia giocare con il numero 7 Diego Oliveri che prova a ripartire, subisce il fallo di Seidi, calcio di punizione. Con l'uscita di Francesco Parlato di fatto Follari ha abbassato il proprio raggio d'azione e Daniello è passato al fianco di Davi a comporre la coppia centrale. Parlato allarga, trova proprio Follari, una delle prime sgroppate del suo secondo tempo, evita un avversario, sempre Follari, evita anche Imperato, passa dal centro il numero 7. Follari, conclusione con il destro, la blocca senza grossi problemi Palazzolo che prova a mettere subito in movimento i compagni. Qui vitale, serve Innocenzo Oliveri, può avanzare l'11 che evita il ritorno di Follari. Cucinella, ancora Cucinella, pallone nell'area di rigore per Serio che è costretto a defilarsi, sempre Serio col cross sul secondo palo. Cannella non può arrivare con le mani e allora Aintec è scivolato per anticipare Diego Oliveri. Arriva adesso il cambio, arriva adesso il turno di Maniaci. Maglia numero 13, esce proprio Innocenzo Oliveri, quindi due giocatori finiti sul taccuino dell'arbitro finiscono anche anzitempo la partita, richiamati dai rispettivi allenatori. Questa cosa anche un po' di stizza per Innocenzo Oliveri che toglie la maglia prima di lasciare il campo. Dall'altra parte entra De Cofano, maglia numero 18 per lui, esce Randazzo, autore del primo gol del Monreale. Intanto arriva l'ammonizione per Innocenzo Oliveri proprio per aver tolto la maglia. È la seconda ammonizione per Innocenzo Oliveri. Adesso vediamo se il direttore di gara se ne avvede. Sarebbe un errore molto grave se l'arbitro lasciasse
entrare Maniaci. Se ne è accorto il direttore di gara, rosso per Innocenzo Oliveri, e dunque sfuma il cambio con Maniaci, ma ancora più grave Cinisi in inferiorità numerica quando scade il 19° minuto. 26 più recupero con l'uomo in meno per la squadra di Rossetti Menotti, che dunque viene tradita dalla clamorosa ingenuità del suo numero 11. In ogni caso, decisione che rimane, e secondo me anche con la più corretta, perché Innocenzo Oliveri era ancora in campo. Dall'altra parte arriva adesso il cambio di De Cofano al posto di Randazzo, ma occhio perché c'è un calcio d'angolo ovviamente da battere per il Cinisi. Qui, per quanto possa essere eccessivo ammonire un giocatore che toglie la maglia dopo la sostituzione, il regolamento parla chiaro. Calcio d'angolo di Imperato in mezzo, sfiora Uzzo, poi la girata di Arcadipane, esce Cannella, va a lungo